Bentornati su Cronache di Castello per l'episodio che tutti stavamo aspettando, io soprattutto, l'episodio in cui il Cagliari vince finalmente lo scudetto. Quindi, se volete ripercorrere la stagione, siete nel posto giusto. Dopo il secondo posto raggiunto nella stagione precedente, nel 68-69, la squadra si sente pronta per fare l'allungo decisivo per scrivere la storia. Quindi iniziamo con la consueta rassegna del calciomercato a livello nazionale. Come sappiamo dalla stagione precedente, il mercato estero è ancora bloccato, quindi non ci sono grandi colpi internazionali. Nonostante questo, ci sono comunque dei movimenti di mercato che vale la pena esaminare. Per esempio il Milan, che ha appena vinto la Coppa dei Campioni con un sonoro 4-1 all'Ajax di Cruyff, con una tripletta di Pratti, che pesca Nestor Combin dal Torino e Lino Golin dal Varese. Cede poi Nevio Scala al Vicenza. La Roma invece accontenta il mister Elenio Herrera e pesca dal Cesena l'attaccante Cappellini, cedendo però il portiere Pizzaballa e il difensore Carpenetti alla Fiorentina. La Lazio invece prende Papadopulo per la difesa e Chinaglia per l'attacco. Il Torino si aggiudica Claudio Sala, molto richiesto nel calciomercato, e Casagrande per la porta, mentre la Samp prende Nielsen per l'attacco e il libero Benetti dalla Juventus, oltre a girare in prestito al Savona un giovanissimo libero di nome Marcello Lippi. Il mercato più movimentato è sicuramente quello della Juventus, che prende Roberto Vieri, centrocampista dalla Sampdoria, l'ala destra Leonardi dal Varese, Furino dal Palermo e il terzino destro Antonello Cucureddu dal Brescia, mentre un altro giovane di cui poi sentiremo parlare come Marcello Lippi va in prestito a farsi le ossa al Varese. Stiamo parlando ovviamente di Roberto Bettega. Rimangono le prime tre classificate della stagione precedente, e cioè Inter, Fiorentina e Cagliari, che ho lasciato per ultime perché il loro mercato è molto connesso. Allora, intanto l'Inter non è più di proprietà di Angelo Moratti, ma è di proprietà di Fraizzoli. E qui, come al solito, quando si parla di calciomercato del Cagliari, entra in scena Andrea Rica. Andrea Rica propone a Fraizzoli l'attaccante Roberto Boninsegna, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, e aggiungendo un conguaglio economico riesce a strappare l'attaccante Bobo Gori, molto più funzionale al tipo di gioco del Cagliari, in quanto Boninsegna e Riva sono due ottimi attaccanti ma finiscono per pestarsi i piedi, mentre Bobo Gori è un attaccante, un centravanti di manovra che risulterà poi essere la spalla perfetta per il centravanti di Leggiuno. Oltre a Gori arrivano anche Cesare Poli per il centrocampo e Angelo Domenghini, un'ala destra. Ora, Angelo Domenghini a Milano non godeva di un'ottima situazione, tanto che la moglie di Fraizzoli dichiarò che 10 minuti di Mario Corso valessero molto di più di 90 minuti di Angelo Domenghini. Oltre a questi tre colpi, il Cagliari farà anche alcuni scambi. Per esempio, andrà alla Fiorentina il difensore centrocampista Longoni in cambio di Eraldo Mancin, un terzino, mentre saluterà anche il Cagliari dopo 7 stagioni il capitano Miguel Angel Longo, che andrà all'Atalanta in cambio dell'ala destra Corrado Anastasio. Ora, l'affare Longo-Anastasio avvenne prima dell'operazione con l'Inter, infatti Anastasio doveva ricoprire il ruolo che poi ovviamente ricoprirà Angelo Domenghini, infatti Anastasio poi vedrà ben poco il campo. Un'altra peculiarità su Anastasio, che non viene spesso citato quando si parla della stagione dello scudetto del Cagliari, è che Manlio Scopigno fece installare un cartello nel campo di allenamento del Cagliari con su scritto "qui finisce il campo", proprio per Anastasio, che aveva la tendenza a portare la palla troppo avanti quando doveva andare al cross. L'ultimo movimento del mercato del Cagliari degno di nota è la cessione dell'ormai navigato Icens, arrivato 2 anni prima, ricordiamo, per sostituire
un infortunato Riva che farà le valigie e tornerà in Inghilterra al Worcester City. Quindi per questa stagione il Cagliari si presenta ai nastri di partenza con una rosa anche abbastanza stretta, con soli 16 giocatori. Il modulo ovviamente è il catenaccio, ormai entrato a pieno organico nelle tattiche di quasi tutta la Serie A, e vedrà schierati Albertosi in porta, Beppe Tommasini libero, Nicolai, Martiradonna e Zignoli per la difesa. A centrocampo ovviamente il mediano sarà Pierluigi Cera, con ai lati Greatti e Nenè che daranno i polmoni. Alla destra abbiamo detto che è arrivato Angelo Domenghini e davanti ci saranno Bobo Gori e Gigi Riva. A disposizione il secondo portiere sarà Adriano Reginato e rimarranno Mancin, Brugnera, Nastasio e Poli. In panchina ovviamente abbiamo detto c'è Manlio Scopigno, allenatore in seconda Ugo Conti, fisioterapista e medico sociale Augusto Frongia, che già avevamo citato nello scorso episodio quando abbiamo parlato degli episodi degli arbitraggi della passata stagione. Il campionato inizia il 14 settembre del 1969, va in scena un Sampdoria-Cagliari che finisce 0-0. La seconda, la terza e la quarta giornata invece il Cagliari mette subito in chiaro le cose, perché vince con Vicenza, Brescia e Lazio e con 7 punti arriva seconda alla quinta giornata, dove la aspetta la capolista Fiorentina a punteggio pieno con 8 punti. La Fiorentina è campione in carica e non perde una partita di campionato dalla quinta giornata d'andata della stagione precedente. Ovviamente per un incontro di questo calibro viene assegnato il migliore arbitro che c'è in circolazione in quegli anni, cioè Concetto Lobello. In quel giorno dirige la sua 261esima partita di Serie A e verrà anche omaggiato con una medaglia prima della gara. Lobello è anche famoso per le sue decisioni sempre ai limiti del regolamento e si può dire che fu protagonista anche nella partita Fiorentina-Cagliari. Infatti, come se la classe arbitrale volesse riscattare gli errori della passata stagione, Lobello arbitra in maniera moralmente discutibile. La partita inizia e si rivela subito una partita molto aggressiva. Le occasioni ovviamente non mancano, sia per Chiarugi, il bomber della Fiorentina, che spara al lato un cross proveniente dalla sinistra a centro area, sia per Riva d'altra parte che spizza di testa un lancio dentro l'area di rigore, la palla finisce in rete ma Lobello annulla per carica sul portiere. Il primo episodio chiave arriva al 20° minuto, azione che si sviluppa sulla destra con Nenè che si accentra e imbuca per Zignoli, che entra in area e viene spinto da Rizzo. Per Lobello non ci sono dubbi, è rigore, anche abbastanza generoso. Sul dischetto va ovviamente lo specialista Riva, palla a destra, portiere a sinistra, 1-0. La partita poi si fa più aggressiva, ma il primo tempo comunque scivola sull'1-0 per il Cagliari. Il secondo tempo riparte ovviamente con una Fiorentina votata all'attacco e un Cagliari che alza il muro, pronto ovviamente a innescare Riva, Domenghini e Nenè in contropiede. Al quinto minuto la Fiorentina ha subito l'occasione per pareggiare la partita, ma Albertosi si supera e devia sopra la traversa una bordata di Amarildo. Al 9° minuto il secondo episodio chiave. Il centrocampista della Fiorentina Merlo viene palesemente abbattuto in area rossoblù. Sarebbe il rigore sacrosanto, invece Lobello decide di ammonire lo stesso Merlo per simulazione. Dopodiché il Cagliari ha 2 occasioni per chiudere la partita in contropiede, che capitano entrambe sul piede di Riva, ma il portiere Superchi si supera e tiene a galla la Fiorentina. Subito dopo arrivano gli episodi che trasmettono al meglio l'atteggiamento di Concetto Lobello. Prima un fallo di mano grande come una casa di Domenghini su cross di Mariani, che è entrato al posto di Merlo, e Lobello lascia correre, a seguito del quale poi si scatena anche una piccola rissa da cui ne usciranno espulsi Amarildo e Martiradonna. In 10 contro 10 la Fiorentina spinge ancora e al 41esimo entra in area con Esposito, che viene stretto tra Riva e Nenè, dando al pubblico la sensazione del rigore nettissimo. Non è dello stesso avviso però Concetto Lobello, che opta per una punizione a 2 in area. Sugli sviluppi dell'azione poi arriverà anche il gol del pareggio della Fiorentina, firmato da Chiarugi, che Lobello prontamente annullerà per un fuorigioco geografico di Mariani, che si trovava sulla traiettoria del tiro di Chiarugi. La partita finisce così sull'1-0 e il Cagliari scavalca la Fiorentina in testa alla classifica. Andiamo così alla sesta giornata
giornata a giocare contro l'Inter. Una grande Inter ormai a fine ciclo che però ci blocca sull'1-1. Un pareggio che però comunque ci fa guadagnare terreno sulla Fiorentina, che nel frattempo è crollata incredibilmente per 5-1 sul campo della Lazio. Nella settima giornata la Fiorentina perde ancora terreno nei confronti del Cagliari perché pareggia e il Cagliari sfrutta l'occasione e va a vincere a Napoli per 2-1 con una doppietta di Riva, nonostante la febbre a 38 che lo ha martoriato per tutta la settimana. All'ottava giornata liquidiamo la Roma con un 1-0 e arriviamo a parlare della squadra di cui non abbiamo ancora parlato per questo campionato, e cioè la Juventus. La Juventus è partita malissimo, è terzultima con 7 punti alla nona giornata. In questa nona giornata va in scena Cagliari-Juventus. Il primo tempo passa senza grandi sussulti e finisce sullo 0-0. Il secondo tempo invece è tutta un'altra partita, si apre subito con un contropiede fulmineo del Cagliari che con Domenghini firma l'1-0. Il muro poi alzato dal Cagliari regge sino al 42esimo minuto, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla spiove a centro area e arriva sui piedi di Antonello Cucureddu, unico sardo in campo con la maglia della Juventus, che ci punisce portando così la partita sull'1-1. Un pareggio che comunque ci tiene a +3 sulla Fiorentina. Dopo questa partita c'è la sosta nazionali e vengono chiamati dal Cagliari Albertosi, Cera, Domenghini e ovviamente Riva. E nella partita contro la Germania Est, finita per 3-0, va in scena uno dei gol più belli di Riva. È un gol firmato completamente Cagliari perché la palla arriva sulla destra per Angelo Domenghini che la crossa tesa dentro, dove Riva si fa trovare pronto e in tuffo di testa firma il 3-0. Si riparte alla decima giornata con l'1-1 sul campo del Verona, che ci fa ancora allungare sulla Fiorentina, che perde per 2-0 sul campo della Juventus, che nel frattempo sta iniziando a macinare gioco. Allunghiamo sulla Fiorentina ma non sull'Inter, che scavalca i viola in classifica e si porta a -3. Sbrigata la pratica Bologna con 1-0 firmato Riva, arriviamo alla 12ª giornata con un +4 sulla Fiorentina, che nel frattempo si è ripresa il secondo posto. Siamo al 14 dicembre del 1969 e come ogni inverno e ogni anno galoppa l'influenza. Ricordiamoci anche che siamo nel 1969, quindi questo significa che pochi mesi prima Neil Armstrong ha messo per la prima volta i piedi sulla Luna. Voi direte che cosa c'entra? C'entra perché l'influenza di quell'anno verrà chiamata spaziale, la spaziale, proprio in riferimento all'allunaggio. E la spaziale proprio quell'anno colpirà il Cagliari nella settimana che vede la partita Palermo-Cagliari. La squadra arriverà al Barbera di Palermo molto debilitata dall'influenza, giocatori e allenatore compreso. Il Palermo è ultimo a 5 punti, arbitra il friulano Toselli e la partita è una completa agonia perché il Cagliari non riesce a giocare. Albertosi si salva al 20esimo con l'aiuto della traversa, ma alla mezz'ora il Palermo riesce a sfondare e trova il gol del vantaggio con Gaetano Troia. La partita finirà 1-0, ma oltre alla prima sconfitta stagionale del Cagliari succede qualcos'altro che segnerà la stagione intera del Cagliari. Il guardalinee infatti ha annullato un gol a Riva per fuorigioco e uno scoppigno non molto lucido, anche grazie proprio all'influenza, alla settimana passata con l'influenza, gli rivolge parole che nella Bibbia sicuramente non ci sono, e in conferenza stampa rincarerà anche la dose abbinando il cognome dell'arbitro friulano Toselli allo slogan della Fiat, che ovviamente è ricondotto a Gianni Agnelli, presidente della Juventus. Questo perché la Juventus nel frattempo ha ritrovato la sua dimensione e sta riniziando a scalare la classifica. Questi gesti costeranno a Scopigno una squalifica di ben 5 mesi, che significa che non si potrà sedere sulla panchina del Cagliari fino alla penultima giornata. Scopigno però non se ne preoccupa perché è consapevole che la squadra sa quello che deve fare, è un gruppo unito che gioca insieme da vari anni e i nuovi arrivi si sono inseriti bene nel gruppo. Le ultime 3 giornate del girone d'andata vedono il Cagliari totalizzare 4 punti con il pareggio per 0-0 col Bari, il pareggio per 1-1 con il Milan
Milan campione d'Europa con il pallone d'oro Rivera in campo, e la vittoria poi sul Torino. E come la stagione passata, il Cagliari arriva al Giro di Boa laureandosi campione d'inverno. Il girone di ritorno si apre con una vittoria e una perdita. La vittoria è quella contro la Sampdoria per 4-0. La perdita è quella del libero Beppe Tommasini, che in uno scontro di gioco con Romeo Benetti lascia sul campo il menisco. È un colpo duro per la difesa del Cagliari, che è la migliore del torneo, ma Scopigno tira fuori dal cilindro una magia, e cioè arretra Pierluigi Cera, il mediano, nel ruolo del libero, così da fargli impostare l'azione dal basso, e inserisce Mario Brugnera, che con la sua fantasia dà molta più imprevedibilità al centrocampo del Cagliari. Per la seconda giornata di ritorno il Cagliari affronta il Vicenza, e qui va in scena un altro gol storico di Riva. Tra i pali del Vicenza c'è Pietro Pianta, che abbiamo visto negli episodi precedenti aver militato per alcune stagioni anche con la maglia del Cagliari. Pianta conosce bene Riva, tanto che avvisa i propri difensori che appena può Riva tira, e quando tira è quasi sempre nello specchio della porta, essendo stato Pianta infatti bersaglio delle infinite sessioni di tiri in porta a cui Riva lo sottoponeva insieme al portiere delle giovanili Renato Copparoni. Eppure nemmeno Pianta poteva prevedere che Riva potesse segnare un gol del genere. Siamo al 70° minuto, Gori scappa sulla fascia sinistra e mette dentro il pallone, un pelo lungo. Sul lato destro dell'area di rigore arriva Domenghini, che di testa la ributta dentro. Riva sale in cielo col piede sinistro e butta dentro una rovesciata che entrerà nella storia. Lo stesso Riva in futuro confesserà di aver sentito da dietro urlare brutta bestia. Ovviamente fu Pianta a rivolgergli queste parole. E non è l'unico episodio in cui Riva sarà protagonista in quella partita, perché un tifoso del Vicenza farà irruzione sul campo dirigendosi minacciosamente verso un giocatore rossoblù, e sarà proprio Riva a fermarlo. La partita finirà comunque 2-1 per il rossoblù. Nelle giornate successive un 4-0 col Brescia, un 2-0 alla Lazio e un pareggio con la Fiorentina ci tengono ben saldi al primo posto. Nella sesta giornata di ritorno arriva la seconda e ultima sconfitta del campionato contro l'Inter, con un gol proprio dell'ex Roberto Boninsegna. Nella giornata successiva andiamo avanti 2-0 contro il Napoli, e all'8ª giornata di ritorno va in scena Cagliari-Roma 1-1, partita in cui Tommasini tenterà il rientro in campo, ma il suo menisco cederà completamente, decretando la fine della stagione e anche l'addio alla convocazione al mondiale del 70. E arriviamo così alla partita più famosa di quel campionato, e cioè Juventus-Cagliari 2-2. Come abbiamo già detto, dopo la partita persa dal Cagliari contro il Palermo, la Juventus aveva iniziato già a scalare la classifica nelle giornate successive al pareggio contro il Cagliari. Con 8 risultati utili consecutivi, adesso la Juventus è seconda a -2 dal Cagliari. La partita si rivela essere così a tutti gli effetti uno spareggio scudetto. Arbitra ovviamente Concetto Lobello, che aspettava solo quella partita per rientrare dopo il suo sciopero tra virgolette di 2 mesi, dopo che si è visto non convocato per arbitrare nei mondiali del 1970. Ora su Rai Play c'è tutto il primo tempo della partita Juventus-Cagliari, io me la sono andata a guardare, e devo dire che si vede e si percepisce proprio il peso della partita sui giocatori. Infatti la partita vede errori anche banali da una parte e dall'altra, un gioco molto frenetico ma allo stesso tempo molto cauto. Le marcature si aprono alla mezz'ora quando va in scena uno dei capolavori del nostro difensore centrale Comunardo Nicolai. Scende sulla destra Furino per la Juventus
Juventus, la mette dentro e Nicolai con un colpo di testa spettacolare anticipa il Bertose e lo infila nel set della propria porta. Un'autorete spettacolare. Ci vorranno poi 15 minuti per ristabilire l'equilibrio quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriverà a Riva che davanti alla porta la porterà su col tacco e con la testa supererà il portiere della Juventus Tancredi. Quindi si va a riposo e da lì nessuno ha visto più nulla. Questo perché le telecamere Rai si sono spente per scioperare. Questo significa che Lobello può salire in cattedra. La partita viaggia su binari tranquilli fino al 70° quando Lobello fischia il calcio di rigore per la Juventus. Dalle foto che sono arrivate poi della partita si può notare che ci possono essere due motivi per cui Lobello abbia decretato il calcio di rigore. Uno è un fallo di mano di Martiradonna che insomma c'è, però per le regole dell'epoca non so se il fallo intenzionale oppure no ci fosse, o quindi non so, non mi sono informato su questo, o per una spinta dello stesso Martiradonna su Leonardi, e anche lì dalle foto che sono arrivate non sembra ci sia tutta questa spinta. Comunque sul dischetto si presenta Haller, Albertosi para ma Lobello fa ripetere per il posizionamento irregolare del portiere al momento della battuta che si trovava oltre la linea di porta. Albertosi va in crisi emotiva, si abbraccia al palo e deve arrivare addirittura lo stesso Haller a consolare il portiere rossoblu. Sul dischetto stavolta invece si presenta Anastasi che spiazza Albertosi e firma così il 2-1 per la Juventus. I giocatori del Cagliari sono infuriati e lo stesso Riva affronta Lobello chiedendogli che cosa gli debba dire per farsi cacciare. Di tutta risposta Lobello gli dirà di pensare a giocare e Lobello sa bene perché gli dice queste parole. All'82esimo c'è una punizione sulla tre quarti per il Cagliari e l'arbitro si avvicina a Pierluigi Cera e gli consiglia di buttarla lunga su Riva. E quando il pallone spiove in area, Riva viene tirato giù e Lobello fischia un calcio di rigore anche per il Cagliari. Riva tira, Tancredi tocca, ma non quanto basta per evitare che il pallone finisca in rete. 2-2 e Riva poi al rigore segnato si avvicina a Lobello e la domanda e la risposta sono emblematiche. Riva chiede: se lo avessi sbagliato? E Lobello risponde: l'avrei fatto ripetere. Juventus Cagliari finisce 2-2. Le ultime giornate poi servono solo ormai per la matematica, perché il Cagliari, dopo aver dominato per tutto il campionato, continua a vincere contro il Verona, pareggia col Bologna e vince, vendicando la sconfitta dell'andata contro il Palermo, arrivando così alla terzultima giornata a +3 sulla Juventus e a +5 sull'Inter. È il 12 aprile del 1970. Il Cagliari fa il suo dovere contro il Bari con un gol di Riva e un gol di Bobo Gori, mentre la Juventus cade per 2-0 contro la Lazio e l'Inter vince, ma non ha più importanza perché ormai il Cagliari è matematicamente campione d'Italia. L'Amsicora a fine partita si riversa in campo in concomitanza quasi col gol di Gori che è arrivato negli ultimi minuti e Piazza Ienne si veste di rosso e di blu. Alla penultima andiamo a Milano a pareggiare contro il Milan e infine l'ultima giornata siamo di scena a Torino contro i Granata in uno stadio comunale con 40.000 sardi. E il Cagliari chiuderà la stagione con un 4-0. La stagione del Cagliari detiene ancora il record per il minor numero di reti subite in un campionato a 16 squadre, e cioè 11. Il Cagliari è anche la prima squadra del Mezzogiorno a vincere lo scudetto e la prima isola a vincere uno scudetto nel campionato italiano, e infatti questo è un successo di importanza capitale non solo per la storia del calcio italiano, del Cagliari, ma anche a livello sociale per la Sardegna, perché questa vittoria ha cambiato la visione che il continente aveva della Sardegna. La Sardegna in quel periodo per il continente erano solo pecorai, banditi e pastori, e vedere una squadra e degli uomini che arrivavano da tutta Italia, che si stabiliscono poi e restano addirittura a vivere a Cagliari, perché 7 giocatori dello scudetto, 7 giocatori che hanno vinto lo scudetto col Cagliari poi sono rimasti a vivere a Cagliari per tutta la vita, ha fatto cambiare, ha messo la Sardegna di nuovo sulla cartina della nazione, lavando un po' quei pregiudizi che si erano creati negli anni precedenti a causa dell'anonima sequestri e dell'operato di Graziano Mesina eccetera. Questo scudetto sarà la rinascita per la Sardegna sia a livello sociale sia a livello calcistico, perché darà a tutti i sardi sparsi nel mondo
fondo un motivo per essere orgogliosi e una piccola rivincita su tutte le discriminazioni che hanno dovuto subire nei posti in cui emigravano semplicemente per trovare lavoro. Quindi il Cagliari vince il campionato, quindi vuol dire che l'anno prossimo si fa la Champions League. Ma non solo, prima di arrivare alla prossima stagione ci sono ben 6 giocatori del Cagliari che andranno al mondiale in Messico, che saranno infatti Albertosi, Cera, Nicolai, Domenghini, Riva e Bobogori, e sarebbe dovuto andare anche Tommasini come libero, quindi sarebbero stati 7, che ovviamente, come tutti sanno, daranno vita alla partita del secolo nella semifinale della Zecca finita per 4-3. Detto questo, noi chiudiamo qui questo episodio dello scudetto con la maglia celebrativa dello scudetto che mi è costato un capitale, ma che vale ogni centesimo speso. Ci vediamo al prossimo episodio in cui vediamo la stagione 70-71, il cammino in Coppa dei Campioni, il Boia del Prater, eccetera eccetera, ma non vi dico altro. Niente, grazie per avermi seguito, forza Cagliari, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, mettete mi piace e condividetelo, ci vediamo alla prossima, ciao!